Buondì cari amici di Maratona Veneta, la parola di sto soba è la parola giornalista. Chi sia il giornalista? È quello che in italiano si chiama giornalista. Cosa sei che vediamo? Vediamo che sostanzialmente è la stessa parola, fora che ovviamente il Veneto in mezzo, con la L in mezzo dove cae, e ha la sua forcoetta, che qua non va neanche pronunciata perché se ne dopo che la si magna, ma solo di tutto che la Z veneta l'ha seccata de frente in contesto della G italiana. La G dolce italiana di solito in Veneto accata la Z. Perfetto. Altre possibilità, le Z, questa qua è la forma diciamo, forse più antica, e sta qua la forma invece più moderna, non tanto della parola quanto proprio de sto son qua, no? De sto fonema qua. Se gli altri notè, la parola giornalista è formata da quanti tocchi, la raice è zorn, al, dunque una derivazione da zorn, e ista, che è un'altra derivazione, ist, che è un'altra derivazione da zornal, e a, che mi dice in questo caso che è un singolare. Allora, giornalista, giornalista è la stessa parola. Da qua uno potrebbe dire, ecco, vedete che il Veneto sia il dialetto dell'italiano, ferma tutto, come sai che si dice in inglese sta roba qua, journalist, e la si accompagna in racquante lingue. E allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire semplicemente che si tratta di questa parola a livello internazionale, ma quasi è all'origine della parola. Perché il giornalista è quello che scrive cosa è il giornale, e il giornale cosa è quello che viene fuori tutti i giorni. E ora la parola che puoi mettere sotto qua è la parola giorno, che è la stessa roba di. E è quella che in italiano la è giorno, in Veneto la è giorno o anche giorno. Bon? E vuol dire di. Peraltro di, se possibile, devo parlarlo anche in italiano. E ora, in Veneto si può dire giorno o anche giorno. Qua c'è anche possibilità di che dice giorno e giorno, anche se questa parola qua le è poco sentite, no? Perché la maggioria di questi qua ha cominciato a parlare giorno. Giorno invece ancora che sui testi è seccata. Se anche volessimo, sta Z qua sotto, che sa che se sono Z e eventualmente vedete sono Z. Da dove c'è che viene fuori la parola giorno? La viene fuori dall'aggettivo latino della parola di. L'aggettivo, o meglio, il latino dies, no? Il dies in latino, di in derivazione dal latino, e l'aggettivo era diurnus. Dunque roba che succede durante il dì, come che nocturnus era roba che veniva durante la notte. E ora da diurno se veniva fuori giorno, giorno, manca, giorno, e volendo, in realtà le sei più ipotetiche che altro, ma mi diseremo altri che sei ancora qualcuno che dopo questa versione qua, perché la versione tipica veneta, diciamo coineisada, la deve diventare giorno e giorno, o una o che altra. Sui testi veneti seccata preferibilmente scritto come la lettera Z, e sotto di quella potrebbe stare giorno, giorno o anche giorno. Bon, sta parola qua è una parola moderna, una parola che 200 anni fa magari non mi neanche mai da imparare, o forse qualche come professione al manco. E evidentemente la è una parola veneta perché? Perché è una parola da tutti quanti e mica solo dell'italiano. Se uno vi dice ecco se Dio simmiotare le parole dell'italiano, vuol dire che non ha capito che l'italiano si deve simmiotare da un patrimonio comune che è comune a tutti quanti, e possiamo dire che se anche l'inglese che lo deve simmiotare, o il spagnolo o il francese o il portoghese. Va bene? Boh, anche perché abbiamo fatto. Se vediamo domani con la nostra maratona veneta.